Un nuovo tipo di computer in grado di rivoluzionare il mondo della realtà aumentata e della realtà virtuale. Si chiama Vision Pro ed è il nuovo visore di Apple annunciato nell'annuale conferenza degli sviluppatori dopo anni di indiscrezioni. Si tratta di un visore in grado di unire i contenuti digitali con il mondo fisico, lasciando agli utenti la possibilità di vedere ciò che li circonda e interagire con altre persone. Interfaccia totalmente tridimensionale, sistema operativo proprietario Vision OS, doppio display da 23 milioni di pixel e doppio processore. Può essere utilizzato con la voce, gli occhi e le mani in modo naturale, sia per l'intrattenimento, per guardare ad esempio dei film, che per il lavoro, per consultare documenti, navigare sul web, inviare messaggi. A differenza di altri visori, Vision Pro integra un sistema di fotocamere che permette di passare all'istante dalla fruizione di contenuti alla visione dell'ambiente circostante. Apple entra dunque nel mondo dei visori per la realtà virtuale in diretta competizione con Facebook, che ha da poco annunciato il visore di nuova generazione Meta Quest 3. Vision Pro supporterà centinaia di app già presenti sull'App Store, sarà disponibile da inizio 2024 negli Stati Uniti e costerà $3.500. Tra le altre novità annunciate da Apple durante la conferenza degli sviluppatori, i nuovi Mac Studio e Mac Pro con processori M2 dedicati ai professionisti, il nuovo MacBook Air da 15 pollici definito il laptop più sottile di sempre e le novità dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac, come la possibilità di scambiarsi il numero di telefono avvicinando due iPhone, di far apparire sullo schermo delle persone a cui si telefona la propria foto o il proprio avatar, o quella di trasformare telefonate e messaggi vocali in testo.